Operazione Stazioni Sicure, focus dei controlli straordinari coordinati dalla Polizia Ferroviaria di Verona sui principali scali ferroviari del nord-est, in particolare in 4 province, tra cui Vicenza. Gli agenti per un mese hanno monitorato il flusso di viaggiatori in partenza e in arrivo nel principale scalo berico verso le tratte regionali in direzione di Tiene, Schio e Bassano del Grappa, controllati soprattutto i treni maggiormente critici circolanti nell'orario serale. Complessivamente sono stati 23 gli scali coinvolti dai controlli al fine di garantire la sicurezza dei viaggiatori che si spostano in treno nella stagione estiva. 2200 le persone identificate, con controlli campione dei bagagli al seguito. Un quarantenne cittadino italiano d'origini polacche è stato arrestato ai fini dell'estradizione in Polonia. Era ricercato con una condanna passata in giudicato per guida in stato di ebbrezza. Fermati e denunciati inoltre 2 soggetti inottemperanti alle misure di prevenzione personale emesse dal questore di Vicenza.